se lei mi chiede una opinione, se io farei di Castelfranco Veneto una città tutta a 30 all'ora, io gli risponderei di no. Dopo il caso di Bologna sull'estensione del limite dei 30 all'ora per gran parte del territorio cittadino, interviene il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. È un tema delicato, le estremizzazioni non pagano mai. Esistono zone che lo richiedono, spiega il sindaco, come quelle in prossimità delle scuole, ma se il limite venisse esteso a tutto il comune diventerebbe un fatto problematico. Intanto a Treviso MOM ha approvato il nuovo programma di esercizio 2024 entrato in vigore l'8 gennaio che sta creando delle polemiche sui tagli delle corse e dei bus. Programma che, spiega il presidente di Mobilità di Marca Giacomo Colladon, deve garantire una corrispondenza tra domanda e offerta del servizio. Non sono state tagliate corse, sono state ridotte frequenze laddove c'erano autobus che viaggiavano sostanzialmente vuoti e quindi se vi erano delle frequenze ogni quarto d'ora, adesso bisognerebbe entrare nello specifico in ogni singola corsa, sono state aumentate le frequenze, passa un autobus ogni mezz'ora. Se mi consentite una battuta, ha anticipato quel che succede a Bologna, perché a Bologna con la zona 30 adesso gli autobus non passano più ogni quarto d'ora, ma devono adattarsi alla velocità consentita e passano ogni 25 minuti. Ecco. Una riorganizzazione studiata in seguito ad un'analisi svolta da una società specializzata che ha valutato gli orari meno frequentati, fa sapere il presidente della provincia, e che ha indotto MOM a rivedere il servizio anche in un'ottica di sostenibilità. A breve partirà infatti una sperimentazione delle corse a chiamata degli orari in cui c'è minore afflusso di persone e in quelli notturni. Genera delle positività e dei risparmi sotto tutti i punti di vista, oltre che ottimizzare il servizio. Quindi noi stiamo già studiando un servizio sperimentale in quel di Vittorio Veneto e in quel di Treviso, che a breve partirà.